Se non avessi fatto quel bacino e il Musone dei Sassi, che è entrato in funzione anche lo scorso anno, nel 2023, Castelfranco almeno 2 volte sarebbe andata sott'acqua. L'emergenza non è ancora finita, ma il peggio dovrebbe essere passato e la provincia di Treviso tira un sospiro di sollievo. L'ondata di maltempo che ha flagellato soprattutto il Vicentino nella Marca non ha provocato danni. Si temeva soprattutto per l'area della Castellana, con il Muson e la Venale sorvegliati speciali. L'arrivo della piena ha portato all'apertura dei bacini di laminazione che per la seconda volta hanno evitato allagamenti. Il punto del presidente della provincia, che è anche primo cittadino di Castelfranco. C'è stata una piccolissima tracimazione in quel di Quinto, ma subito rientrata. Diciamo che si sono attivati tutti i volontari laddove serviva, vedi anche Castelfranco Veneto, abbiamo aperto il COC, abbiamo tenuto monitorato le situazioni del Musone e della Venale. Hanno aperto i bacini di laminazione ancora ieri, oggi li stanno già svuotando. Nel momento in cui dovesse esserci una ripresa delle precipitazioni, saremo pronti ad affrontarle. Per quanto riguarda i trasporti, i disagi conseguenti al blocco dei treni tra il capoluogo Berico e Padova ci sono stati sulla linea ferroviaria Treviso-Vicenza. A Castelfranco Veneto il treno per Vicenza continua a fare la sua tratta fino a San Piero in Gu. A San Piero in Gu hanno organizzato dei bus navetta, quindi un po' di disagio lo patiscono coloro che da Treviso devono andare a Vicenza rispetto appunto a questa interruzione di servizio.